Siamo a un anno ad Avaglia, il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha reagito molto positivamente grazie anche a una cooperazione, una collaborazione tra enti, privati e imprese. La sostanza è che per quel che riguarda la nostra regione 3.700 sono gli ettari che sono stati colpiti, quelli proprio più colpiti, e circa 700.000 metri cubi di legname il danno al patrimonio boschivo, ovviamente che non si strinseca soltanto come valore commerciale, ma certamente il valore commerciale ha la sua rilevanza. Però oggi possiamo dire che il territorio, i proprietari hanno chiesto, fatto progetti e dichiarazioni di taglio per 600.000 metri cubi, quindi quasi tutto. I lavori sono tutti in corso, 250.000 metri cubi circa sono stati completamente portati fuori. Nel frattempo, in questo anno, anche molta della viabilità danneggiata è stata rimessa a posto. Quindi note da questo punto positive. Certamente c'è stato un parziale deprezzamento del legname che però è compensato almeno in parte o in alcuni casi dall'aumento dei volumi venduti. Direi che da questa esperienza poi si possono trarre anche alcune riflessioni per il futuro. Ad esempio abbiamo sicuramente riscontrato che le infrastrutture viarie, per così come sono state realizzate e concepite, troppo pendenti, con sistemi vecchi di sgrondo delle acque, un a volte eccessivo impiego di cemento per fare le pavimentazioni tra i pendenti, non è la risposta corretta per, come dire, salvaguardare le opere stesse. Infatti, dove sono state realizzate negli ultimi anni, grazie anche ai fondi dell'Unione Europea, delle infrastrutture con sistemi molto più avanzati, tipici dell'arco alpino, in quei casi lì, oltre a non esserci stati danni alle infrastrutture, si è riusciti a intervenire molto più velocemente e anche con mezzi importanti che si vedono tipicamente nelle foreste centroeuropee o nei paesi scandinavi.